150 anni di storia dell'unità italiana, un secolo e mezzo di modificazioni dell'identità nazionale. È una storia lunga, complessa, fatta di passioni, lotte, ideali, cambiamenti, rovesciamenti. È la storia del nostro immaginario, del nostro senso di appartenenza e di cittadinanza. Gli italiani hanno varcato soglie culturali, politiche e sociali che hanno trasformato il paese e continueranno a farlo. Per raccontare questo lungo, faticoso cammino abbiamo scelto l'arte. L'arte ci dice cosa siamo stati, cosa siamo e cosa saremo. L'arte ci racconta la nostra storia, la nostra identità. In questa puntata le opere e gli artisti italiani ci aiutano a capire come dalla storia nasce un mito. Un mito che in 150 anni si trasforma ma non si perde. Il Risorgimento. Nel 1847 Cesare Balbo e Camillo Benso, conte di Cavour, fondano il Giornale del Risorgimento, nel quale trovano posto i concetti di unione politica ed economica e di indipendenza dell'Italia. Quattordici anni dopo, con l'unità, l'idea di nazione, da concetto astratto, diventa finalmente Stato. Con il Risorgimento si fa l'Italia unita, ma l'Italia esisteva già, qualcosa di più di un concetto, che si poteva vedere, capire, apprezzare. L'arte italiana. L'Italia unita nell'arte. Prima del 1861, sul piano culturale, l'Italia è già unita. È una nazione delle lettere. Una nazione è un ideale di patria che trova i suoi padri spirituali in Dante, Petrarca, Boccaccio, Machiavelli, Ariosto, Tasso, fino ad arrivare ad Alfieri. Ma l'Italia è anche una nazione delle arti. L'arte italiana è il luogo simbolico della coesione nazionale. I pittori, gli scultori e gli architetti del Medioevo, del Quattrocento, del Rinascimento, del Seicento, con le loro opere danno forma a un'idea compiuta di cultura nazionale. Prima della nascita dei musei, le copie delle opere dei grandi maestri della pittura girano per la penisola e creano l'immaginario visivo italiano. L'idea di paese, di patria, è impressa nelle opere e nella bellezza creata dai grandi artisti italiani, vissuti quando l'unità della nazione era solo un sogno, uno straordinario, infinito sogno artistico. Giotto, Antonello da Messina, Leonardo, Piero della Francesca, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, il Rinascimento, il Barocco, il Settecento. Un sogno raccontato dai capolavori e dai maestri di quell'arte italiana che è il più grande primato della nostra storia. L'ideale risorgimentale è un ideale identitario, unitario, ma se noi guardiamo bene la storia del nostro paese, vediamo che questo ideale è stato in qualche modo prefigurato, profetizzato, praticato dal Medioevo in avanti. Letteratura, Dante, Petrarca, Boccaccio. Nell'arte, il Rinascimento è l'apice, l'apogeo di questa identità affermata attraverso la prospettiva, una profondità illusoria della pittura, realizzata attraverso l'uso della geometria euclidea, attraverso i canoni di proporzione, simmetria e armonia.
praticati poi da Michelangelo, Leonardo, Raffaello. La cultura già aveva in qualche modo riunito ciò che la geografia politica ancora separava fino a metà dell'Ottocento. Lo spirito risorgimentale ha alle spalle anche il grande romanticismo. Quel romanticismo che, nato in Germania, si diffonde in tutta Europa per affermare la libertà del soggetto, dell'individuo, del singolo, contro l'oppressione o straniera o contro l'autorità di governi illegittimi. E allora questo romanticismo si propaga anche in Italia. La pittura romantica si fa interprete delle aspirazioni risorgimentali. Da un lato il romanticismo concepisce l'individuo come soggetto, esaltando i valori della singolarità e dell'interiorità. Dall'altro celebra lo spirito collettivo che si esprime nei valori di popolo e di nazione. Giuseppe Mazzini riconosce Francesco Hayez come uno dei protagonisti della stagione romantica, come il capo della scuola di pittura storica che il pensiero nazionale reclamava in Italia. Il desiderio di rinnovamento di linguaggio e di soggetti, quindi l'abbandono dei temi classici della pittura di storia che era da sempre abituata a evocare, a rievocare fatti, episodi di una classicità lontana, romana e greca, tutt'al più alludendo alla storia recente, alla storia presente, ma mai direttamente rappresentando. Ecco, questo desiderio di rinnovare i contenuti e il soggetto, i messaggi della pittura e della pittura di storia si traduce naturalmente anche in una tecnica diversa che si fa più forte, più violenta in un certo senso. Si portano sulla tela le tragedie della storia contemporanea e lo si fa con una pittura chiaramente che abbandona le perfezioni e le tecniche della pittura accademica per essere sempre più diretta e se non di impressione comunque di forte presa sul reale. Negli anni precedenti all'Unità d'Italia, alcuni artisti scelgono di illustrare le vicende contemporanee con la stessa grandezza e dignità della pittura di storia del periodo romantico. Fino a quel momento, infatti, a causa delle condizioni politiche, questi artisti potevano soltanto alludere alle tematiche patriottiche e lo facevano attraverso metafore e soggetti storici. La pittura di storia risorgimentale trova la sua identità e raggiunge la sua massima intensità quando l'Italia si unisce, proprio in concomitanza con i fatti che vuole rappresentare. La vitalità con cui nascono queste prime opere sul tema del Risorgimento è dovuta proprio al coinvolgimento personale e all'impegno politico degli stessi artisti. Lo dimostrano i dipinti delle numerose battaglie e della spedizione dei Mille, momento di massima adesione popolare e iconografica della storia del Risorgimento italiano. A documentare le tappe della risalita di Giuseppe Garibaldi dalla Sicilia verso Napoli arrivano pittori da ogni parte d'Italia e anche dal resto d'Europa come corrispondenti della stampa estera. Questi lavori hanno la pregnanza della fotografia in presa diretta e gli artisti aderiscono agli ideali garibaldini anche attraverso la pittura, rapida e impetuosa.
Altre opere restituiscono la storia, fuori dalle convenzioni scenografiche e ufficiali, attraverso le emozioni e i sentimenti dei personaggi. La pittura di storia risorgimentale ha naturalmente i suoi momenti di massima intensità in concomitanza con i fatti storici che vuole rappresentare, quindi la seconda guerra d'indipendenza, a cui per esempio è legato il dipinto di Federico Faruffini dedicato alla battaglia di Varese ed eseguito sul legato testamentario dell'amico Ernesto Cairoli, che era morto durante quella battaglia e che ha una pregnanza quasi da fotografia in presa diretta. Ma anche la Spedizione dei Mille, che chiaramente raffigura il momento forse di massima adesione popolare e iconografica nella storia del Risorgimento italiano, con pittori che da ogni parte d'Italia e del mondo cercano di seguire le tappe della risalita di Garibaldi dalla Sicilia verso Napoli. I pittori che documentano queste gesta, queste imprese, tendono ad aderire all'ideale garibaldino anche attraverso il loro fare pittura. È una pittura spesso molto, molto rapida, molto impetuosa. Il Risorgimento, un'idea di nazione, uno Stato libero dallo straniero, uno Stato nuovo che alcuni vogliono federale, altri repubblicano, altri ancora monarchico. L'arte è una delle espressioni più puntuali della cultura risorgimentale. Il racconto del Risorgimento, dei suoi sentimenti, dei suoi luoghi, dei suoi eroi, è un racconto amato dagli artisti. Nella prima metà del XIX secolo, in Italia, come in molti paesi europei, si sviluppano due fenomeni culturali strettamente connessi: il romanticismo e il desiderio di riscatto patriottico. Il romanticismo sbarca in Italia all'indomani della fine dell'età napoleonica. Nel 1816 Madame de Staël invita gli intellettuali italiani a ispirarsi al romanticismo europeo e a tradurre le opere dei grandi scrittori stranieri. In Italia, la stragrande maggioranza dei romantici milita tra le fila dei cospiratori, dei liberali, degli oppositori della Restaurazione, di coloro che non hanno alcuna nostalgia del cosiddetto Ancien Régime, gli antichi regimi che, tolto di mezzo Napoleone, le grandi potenze hanno rimesso sul piedistallo. Alessandro Manzoni, Ugo Foscolo, Silvio Pellico, Luigi Settembrini, Giacomo Leopardi, Giuseppe Verdi sono romantici, sono militanti per una patria libera e con loro una grande generazione di pittori patrioti. I cosiddetti pittori soldato mettono in gioco le proprie vite. Sono lombardi, toscani, napoletani. Sono i primi reporter visivi della storia italiana. I fratelli Gerolamo e Domenico Induno, Federico Faruffini, Michele Cammarano e molti altri ancora partecipano in prima persona alle battaglie risorgimentali. Se ci riferiamo all'Unità d'Italia, troviamo in pittori come i fratelli Induno, in Cammarano e in tanti altri, descrittori non solo di battaglie, ma di battaglie al servizio della libertà e in questo senso civili. Quindi non era una descrizione edonistica di una battaglia fino a se stessa, ma erano sempre battaglie che descrivevano una tappa delle diverse guerre del nostro Risorgimento. Tutto questo comporta il sospetto che il Risorgimento è stato frutto di una lotta d'avanguardia, di una borghesia progredita, di una borghesia quasi sempre urbana, di una borghesia che sentiva il bisogno di un ammodernamento civile del nostro paese, dal nord al sud, anche se poi va anche detto che nei diversi linguaggi troviamo ancora
fino verso la fine dell'Ottocento, delle diversità quasi vernacoliane, dialettali dei diversi linguaggi dell'arte. Nel generale desiderio di rinnovamento che caratterizza la pittura italiana della prima metà dell'Ottocento, un vero e proprio spartiacque è caratterizzato dal biennio rivoluzionario 1848-49, durante il quale per la prima volta dei pittori che si sentono animati da spirito patriottico abbandonano gli studi, gli atelier, prendono le armi e vanno a combattere per i loro ideali. Pittori soldato, quindi, che documentano quello che vedono, le distruzioni, le morti o i fatti militari a cui partecipano. È la prima volta in cui la pittura entra effettivamente nella realtà contemporanea, racconta, si può dire quasi in presa diretta, i fatti della storia contemporanea. Primo tra tutti, e forse capostipite di questa nuova generazione, è Gerolamo Induno, che viene da Milano a Roma nel 1849 a difendere la città assediata dalle truppe francesi e che documenta, prima in disegni molto rapidi e poi una volta tornato a Milano nel suo studio in dipinti di più ampie dimensioni, quello che ha visto, come il celebre dipinto che tra l'altro suscitò grande scandalo e interesse nel 1850 quando venne esposto, la Trasteverina colpita da una bomba, che appunto documenta un fatto di cronaca realmente avvenuto. Su questa scia, su questa strada aperta da Induno, ma anche da Pagliano, pittore piemontese anch'egli presente a Roma nel 1849, si apre così la strada alla grande pittura di storia del Risorgimento italiano, che sarà poi la pittura dei grandi quadri di battaglia di Fattori, dello stesso Induno, che sarà poi il pittore ufficiale delle imprese di Garibaldi, ad esempio, e più avanti Cammarano e appunto i grandi pittori della epopea risorgimentale e post-risorgimentale italiana. Se vogliamo segnalare gli artisti che nei diversi campi hanno sul momento lottato, hanno fatto le loro guerre risorgimentali attraverso le arti, c'è da ricordare Fattori, che mette la sua pittura macchiaiola al servizio di una rappresentazione delle guerre risorgimentali. I macchiaioli sono considerati gli iniziatori della pittura moderna italiana. Si tratta di un gruppo di artisti che si riunisce al Caffè Michelangelo di Firenze tra il 1855 ed il 1867. Un critico del tempo li chiama macchiaioli per disprezzarli, perché ritiene inaccettabile il loro distacco dal disegno accademico e dalla forma classica. I macchiaioli si distinguono nel rendere le impressioni che ricevono dal vero col mezzo di macchie di colori, di chiari e di scuri, e semplificano il paesaggio e la realtà fino alle sue forme essenziali.
soprattutto nelle tele di immense, spesso dimensioni, vediamo questi pittori indugiare in una grande quantità di dettagli, di particolari descrittivi. In realtà questa abbondanza di notazioni non convinceva del tutto la critica contemporanea. Si parlava addirittura di grandi fumetti di 8-10 metri quadri, quindi la critica stessa è perplessa di fronte a questo nuovo genere, appunto la pittura di storia o di fatti militari contemporanei tradotta in dimensioni immense come in passato solo la grande pittura di storia antica, di storia classica osava fare. Ma la grande quantità di dettagli e di notazioni in un certo senso la ritroviamo per esempio nella memorialistica, nella letteratura coeva, no? Pensiamo ai grandi romanzi risorgimentali, alle noterelle di Uno dei Mille di Giuseppe Cesare Abba, che racconta anche della risalita di Garibaldi, della spedizione dei Mille, tanti piccoli dettagli di costume. Ecco, questi tanti dettagli servono anche a coinvolgere in un certo senso lo spettatore sull'umanità di queste battaglie, di queste guerre che sono combattute per tutti gli italiani, quindi gli italiani vi si devono riconoscere anche nei tanti dettagli commoventi, miserevoli appunto, sui quali il pittore si sofferma. Le battaglie o in generale la vita militare portano anche uno strascico di sofferenze spesso inutili, banali, anonime, lo scoppio di un cassone, la morte assurda di uno staffato che viene trascinato dal suo cavallo, come dipinse Giovanni Fattori negli anni tardi, negli anni della maturità. Un dipinto davanti al quale si dice la regina Margherita scoppiò in lacrime, percependo la portata di questo dramma, di questo sacrificio appunto spesso anonimo che avevano compiuto tanti soldati o tanti cittadini in nome di un ideale comune. Negli anni subito successivi alla nascita della nazione è la scuola che deve unificare gli italiani nella lingua, nella conoscenza della nuova patria e dei suoi confini. Ma i risultati sono mediocri. La leva militare di 5 anni istituita nel 1862 è il luogo di incontro di tutti gli italiani, di ogni provenienza sociale. Ma di lì a poco diventa un obbligo solo per i poveri, i ricchi pagando possono evitarla. Fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani. Questa frase, attribuita a Massimo d'Azeglio, il politico, scrittore e pittore piemontese non l'ha mai pronunciata, ma è diventata proverbiale per definire i problemi che la nuova classe dirigente incontra per creare consenso, per essere legittimata, per forgiare un'identità nazionale collettiva. Per fare gli italiani, l'istruzione è un elemento fondamentale. Serve una scuola moderna e funzionale. Ma negli anni immediatamente successivi all'unità, lo stato in cui versa la scuola italiana è disastroso.
Su 8.789 comuni, solo 1.141 sono provvisti di locali idonei all'attività scolastica. La stragrande maggioranza delle scuole italiane cade a pezzi. La scuola dell'obbligo viene istituita nel 1861, ma con queste carenze strutturali la lotta all'analfabetismo è una battaglia persa. In 10 anni il tasso di analfabetismo dal 75 scende soltanto al 69% della popolazione. In queste condizioni creare la nuova identità nazionale è un'impresa ardua. Il nuovo Stato chiede agli artisti di collaborare a creare la sua immagine. Gli artisti devono dare gloria ai protagonisti e ai fatti principali del Risorgimento. I concorsi governativi finanziano la realizzazione di statue, busti e dipinti. Ogni piazza, ogni giardino comunale, ogni ufficio pubblico, ogni museo civico ha la sua opera d'arte, purché patriottica. Molti artisti si danno con impegno a questo progetto, alcuni lo fanno con sincera passione, altri con formidabile retorica. Durante e prima del Risorgimento, tutte le forme di arte hanno svolto un ruolo fondamentale nel comunicare i valori dell'opinione pubblica. Dalla musica con Giuseppe Verdi alla letteratura con Alessandro Manzoni, Ugo Foscolo e Ippolito Nievo. Qualche anno prima dell'Unità, nelle Confessioni di un italiano, Nievo scrive: «Un popolo che ha grandi monumenti onde ispirarsi non morirà del tutto, e moribondo sorgerà a vita più colma e vigorosa che mai». Di monumenti ne vengono edificati molti in Italia, per esaltare la nuova nazione, il nuovo popolo. Gli artisti cercano di sviluppare un linguaggio nazionale che metta insieme il neoclassicismo accademico e il gusto verista per i particolari. Con il marmo e il bronzo si celebrano i geni dell'arte, i grandi musicisti, le glorie locali e soprattutto i nuovi eroi nazionali. Il più rappresentato è Giuseppe Garibaldi, a cui praticamente ogni città d'Italia, ogni paese, dedica una piazza o una scultura. Subito dopo il 1861 e ancor più verso la fine del secolo, l'Italia rende omaggio a chi ha contribuito al processo di unificazione. In ogni città sorgono comitati per finanziare la realizzazione di monumenti celebrativi dei 4 padri della patria: Mazzini, Cavour, Garibaldi e Vittorio Emanuele II. E degli eroi locali che hanno partecipato alle lotte. Dopo l'Unità d'Italia e ancora più dopo la morte dei padri della patria, le piazze e i comuni d'Italia fino ai più piccoli paesi si riempiono, si popolano di un esercito di statue dedicate appunto soprattutto ai grandi protagonisti dell'unità nazionale, ma non solo.
volute spesso dal governo per iniziativa, per commissione municipale, ma spesso anche nate per sottoscrizione popolare, per volontà dei cittadini. Si vuole mantenere e conservare la memoria appunto dei padri della patria. Nello stesso tempo si vogliono riscoprire e celebrare giustamente le glorie locali e nazionali che questa identità italiana hanno contribuito a creare anche nei secoli passati con il loro apporto e il loro lavoro anche culturale, scientifico, filosofico, letterario. L'Italia riscopre le sue radici identitarie nazionali e le celebra dedicando gli spazi comuni, collettivi. Monumenti che poi spesso la memoria storica dei decenni a seguire ha in qualche modo cancellato, dimenticato. Le avanguardie storiche hanno in un certo senso operato una frattura anche nella sensibilità collettiva e quindi il vandalismo, lasciare rovinare appunto questa memoria monumentale è arrivato quasi fino ai giorni nostri. Ecco, nel 2011 si sono anche riscoperti, conservati, restaurati molti di questi monumenti e si è anche in molti casi apprezzata nuovamente la qualità artistica di queste opere d'arte, che da quelle con una iconografia più ufficiale, solenne, tradizionale, il caso per esempio dei tanti monumenti piemontesi dedicati a Vittorio Emanuele, a quelli invece più spontanei anche nelle scelte iconografiche come quelli dedicati a Garibaldi, rivelano anche l'altissimo grado raggiunto dalla scultura italiana del secondo Ottocento e dei primi decenni del Novecento. Il 18 febbraio 1861, nel Palazzo Carignano di Torino, Re Vittorio Emanuele II inaugura il primo Parlamento nella storia dell'Italia unita. Le speranze sono molte, ma molte sono anche le illusioni. Nel 1868 Pasquale Villari, importante storico e politico, scrive queste parole. Nella nostra nazione vi è un nemico più potente dell'Austria. È la nostra colossale ignoranza. Sono le moltitudini analfabete, i burocrati, i professori ignoranti, i politici bambini, i diplomatici impossibili, i generali incapaci, l'operaio inesperto, l'agricoltore patriarcale e la retorica che ci rode le ossa. Nel 1861 non viene redatta una nuova Costituzione né indetta un'assemblea costituente. Una volta raggiunta l'unità, i governi italiani non cadono perché messi in minoranza in Parlamento, ma per le trame che si organizzano dietro le quinte, per iniziativa del re, per volere dei gruppi di pressione. I governi assomigliano a regimi dove le decisioni importanti vengono prese dai principali ministri, dal re Vittorio Emanuele II o da una ristretta oligarchia. La vita politica è appannaggio di industriali, uomini d'affari, alti funzionari dello Stato e grandi latifondisti. La classe media difficilmente vi ha accesso. Il potere politico incontra spesso resistenze e oppositori, detrattori e critici, ma il sistema di governo e di potere sottomette l'Italia al predominio di singole personalità politiche e rende difficile e vana l'affermazione di una vera democrazia liberale. Verso la fine dell'Ottocento, nei giornali si scrive di degrado della vita politica. La classe dirigente si rivela in gran parte inadeguata. E tra gli italiani che avevano creduto nell'unità come portatrice di giustizia sociale, di eguaglianza, di libertà di espressione, cresce la delusione. Molti artisti attraversano la crisi di un'intera generazione di intellettuali che ha contribuito a fare l'unità d'Italia, che ha rischiato la vita, che ha visto i propri amici cadere e che adesso assiste impotente alla strumentalizzazione della propria passione civile. L'ideale risorgimentale si trasforma in disillusione.
In realtà non sono completamente d'accordo con il termine che spesso si usa di delusione post-risorgimentale, perché quello che era l'ideale di questi patrioti, molti dei patrioti abbiamo visto erano anche artisti, pittori e scultori, in realtà era stato raggiunto con il 1861, cioè l'unità e l'indipendenza nazionale. Sicuramente l'Italia si trova a fare i conti con i problemi appunto di un paese che è stato fino ad allora disunito, ma come accade anche nel resto d'Europa sono alle volte problemi comuni, condivisi sul finire del secolo. L'Italia, come altre nazioni europee, affronta i problemi dell'industrializzazione, dell'alfabetismo e analfabetismo, della miseria sociale, e quindi sono i problemi di una giovane nazione in un momento particolarmente delicato e di passaggio mondiale, qual è quello tra la fine del secolo e gli inizi del Novecento. Gli Scapigliati, come molti artisti italiani dell'epoca, tra i quali Gioacchino Toma, Vincenzo Vela e Vincenzo Gemito, aderiscono alla sensibilità del verismo sociale. Un sentimento letterario e artistico che vuole mettere in luce la realtà sociale ed umana, rappresentare le classi lavoratrici, portare l'attenzione alla vita concreta, al vero, agli aspetti più umili ed intimi del vivere comune. Il movimento della scapigliatura nasce in Lombardia, dove molti intellettuali sono frustrati e delusi dal tradimento degli ideali risorgimentali e dalla politica conservatrice del nuovo Regno d'Italia. Questi artisti, uniti dalla lotta alla mentalità borghese, al conformismo e al desiderio di rinnovamento culturale e politico del paese, rifiutano le convenzioni retoriche. Rompono con il passato in modo così netto da sembrare quasi anticipatori delle avanguardie del Novecento. Lo spirito risorgimentale è uno spirito maidomo, tanto che poi molti artisti restano delusi, perché questo ideale di libertà, questo ideale anche di diffusione, di un'unità capace di migliorare le condizioni del paese, trova nella sperequazione tra nord e sud il segnale di una incapacità, se vogliamo, governativa di realizzare ciò che gli artisti volevano e proponevano, sia visivamente, sia attraverso la parola e sia attraverso la musica. Quando l'artista trova che la realtà non è all'altezza del suo immaginario. L'unità d'Italia è anche una questione meridionale. I patrioti del Sud si sono sacrificati con slancio per tutto il Risorgimento. Ma ora che l'Italia è fatta, il Meridione soffre. Il miraggio di un maggior benessere è scomparso. Il brigantaggio è frutto dell'ignoranza, ma anche della fame e del rifiuto all'obbligo di divenire per molti anni soldati del nuovo regno. Il brigantaggio viene represso con una violenza inaudita, degna di una guerra coloniale. Analfabetismo, povertà, agricoltura e industrie arretrate, classe dirigente inadeguata, scarso peso politico nelle stanze del potere. Fin dal 1861 i problemi del meridione d'Italia vengono al pettine e da subito il brigantaggio infuoca le regioni del sud. È il risultato dell'applicazione forzata di leggi, regolamenti e codici che nel meridione sono considerati estranei e nemici. Il brigantaggio è una vera guerra che ha visto alle violenze dei briganti fare seguito la spropositata reazione dei militari del nuovo Regno d'Italia.
Questa diffusa rivolta contadina, dove la fame, la miseria e il rifiuto di sottostare al nuovo re estraneo si mischiano nel sangue, viene repressa con la promulgazione di leggi speciali e con metodi brutali da un esercito di 120.000 soldati. Sono questi gli anni nei quali nasce la questione meridionale. Molti artisti italiani raccontano le miserie del meridione, la sua fame di giustizia, la sua violenza ancestrale. C'è un uomo, anzi un mito, che a differenza di questi pittori al sud non torna più. È Giuseppe Garibaldi, che nel 1896 scrive queste parole. Gli oltraggi subiti dalle popolazioni meridionali sono incommensurabili. Sono convinto di non aver fatto male. Nonostante ciò, non rifarei oggi la via dell'Italia meridionale, temendo di essere preso a sassate, essendosi colà cagionato solo squallore e suscitato solo odio. Negli anni precedenti all'unità d'Italia, il regno di Napoli è un luogo isolato e oppresso. Il sovrano Ferdinando II controlla qualsiasi forma di espressione, letteraria, poetica, artistica. In questo clima di grande costrizione, alcuni artisti cercano di evitare la censura per raccontare la situazione reale. Uno dei più importanti rappresentanti della pittura meridionale, Domenico Morelli, lascia intuire la drammatica repressione di cui è vittima il regno attraverso la rappresentazione di eventi storici del passato. Nelle battaglie dipinte da Michele Cammarano, l'artista, oltre a documentare i fatti storici a cui partecipa direttamente, descrive anche le condizioni di profonda miseria e le contraddizioni che caratterizzano Napoli al momento di entrare a far parte del Regno d'Italia. Con grande umanità, Cammarano coglie gli aspetti della vita popolare della città e delle campagne e descrive i problemi sociali e politici del Sud nel periodo post-unitario. Un dipinto come Il miglior modo di viaggiare in Calabria di Andrea Cefali, che venne esposto nel 1867 con un chiaro intento polemico, perché appunto il miglior modo di viaggiare in Calabria è un modo comunque faticoso e pericoloso, in balia dei briganti o più semplicemente di strade che il nuovo governo ancora non ha costruito e quindi pericolose e dissestate. Ecco, un quadro del genere venne malamente accolto dalla critica contemporanea, forse appunto non ancora pronta a una denuncia così immediata, così visivamente dirompente. Nel 1799 Vittorio Alfieri fa pubblicare Il Misogallo, un'opera nella quale esprime tutto il suo odio contro i francesi e contro l'illuminismo e magnifica la nazione italiana con queste parole. Te, che un giorno, quando che sia, indubitabilmente sei per risorgere, virtuosa, magnanima, libera e una. Ecco che si incomincia ad usare questa parola, risorgere. Nasce il termine risorgimento. Nel 1936 il termine risorgimento appare per la prima volta in un'enciclopedia italiana, l'Enciclopedia Treccani, diretta dal filosofo Giovanni Gentile. Ma è dalla seconda metà dell'Ottocento che il Risorgimento e i suoi protagonisti sono uno degli elementi fondanti dell'identità nazionale italiana. La Grande Guerra è vissuta e celebrata come la quarta guerra risorgimentale. Negli anni del fascismo, della nazionalizzazione delle masse e dell'immaginario, il regime è attento al mito del Risorgimento come punto di contatto tra la Roma imperiale e l'impero di Mussolini. Nel secondo dopoguerra si parla di secondo Risorgimento,
è la lotta partigiana, la guerra civile di liberazione dal fascismo e dall'occupazione nazista. Il Risorgimento e la Resistenza sono i miti su cui si fonda la Repubblica Italiana. Il Risorgimento è indubbiamente un fatto del passato, un'epica. Ma è nel Risorgimento che troviamo le nostre radici, la genesi della nazione italiana. Con il tempo il Risorgimento è divenuto un mito e, come tutti i miti, è andato in crisi. I temi risorgimentali di patria o identità nazionale sono ancora oggi presenti nel lavoro degli artisti in forme diverse tra loro. Sandro Chia riceve commissioni pubbliche e realizza grandi cicli decorativi in importanti palazzi di governo, come Palazzo Madama a Roma. Credo che faccia parte del sogno in questo caso, o comunque della mitologia, del fare arte, quello di avere un superio, uno Stato, un committente, no? Che sia questo il Papa, o sia questo l'imperatore, o il Presidente della Repubblica, che ti dica per una volta che cosa devi fare, no? Che cosa desidera da te, eseguire il lavoro per qualcuno che si aspetta da te una certa cosa. Generalmente dal manierismo in poi l'artista si autocommissiona l'opera, no? Nella solitudine dello studio ti inventi di essere l'imperatore che vuole il proprio ritratto, no? E sei molto libero, ma sei anche molto abbandonato. Cioè è un teatro, una cosa che devi simulare dentro te stesso, in un modo o nell'altro la simuli. Se questa simulazione può essere esplicita, cioè c'è un vero presidente del Senato, che all'epoca si chiamava Pera, che viene nel tuo studio e ti dice: vorremmo ricollegarci alla tradizione rinascimentale dove il politico, l'uomo autorevole va dall'artista e chiede una certa cosa, vorremmo ricollegarci a questo. È molto rinfrescante, no? È veramente ti ricollega alla grande tradizione. Ho cercato di rappresentare l'Italia come una madre e quindi l'ordine, no? Lo Stato, la maniera di organizzare una comunità in forma di Stato, con una sua idea di giustizia, una sua idea di equità, ma anche di società. E dall'altra parte la parte ostile, cioè il contrario di questo, il disordine, il caos, i malfattori. Quindi c'era il bene e il male, no? Quindi ho rappresentato l'Italia, la madre, il bene protettivo e il demone del disordine, che poi era un grande cavallo con un personaggio, un incendiario, che non cavalca nella maniera corretta, sta in maniera molto arbitraria, rivolto verso il dietro del cavallo. Cioè doveva dare un'idea di insubordinazione, di disordine, di caos, la rappresentazione di quello che si dovrebbe intendere per madre patria e tutto ciò che non è la tua patria, che non è il tuo, che non è l'ordine che ti protegge e che ti fa crescere, ti fa sentire in un certo modo, no? Cittadino. Quindi il bene e il male, no? Siccome il tema non detto era quello dell'Italia e della sua storia, ecco che do il mio contributo con una immagine storica, come un fotogramma di un film, che una parte di questo l'abbiamo visto e il resto è tutto da vedere. E poi Luigi Ontani, che in uno dei suoi travestimenti impersona Garibaldi e lo trasforma in un'icona di stile, oltre che di libertà. Le citazioni sono dei labirinti del mio percorso e soprattutto degli alibi, no? Quindi se ci sono delle prospettive, delle mete, delle occasioni, dei pensieri che mi conducono verso un'idea, un autore, un artista, un letterato,
tento di svolgerli a modo mio. Allora non è una scelta di mappa delle date, dei tempi, della storia. Io in India ho fatto una posa intitolata Cleopatria, perché la bandiera indiana ha gli stessi colori di quella italiana, c'è soltanto un movimento fra verticale e orizzontale. Quindi feci cucire al Can Market una bandiera di seta tricolore. Un bambinello mi ha portato un serpentello, si dice non velenoso, che mi ha baciato il cuore. Sono nudo vestito della bandiera italiana. L'ho portato in giro non come provocazione, ma come convinzione che è un ricordo possibile. Garibaldi sta a un viaggio nella storia, come fosse un abbecedario elementare ma esemplare, come ad esempio in India c'è anche Shivaji. Shivaji è un eroe indiano che io notavo sulle copertine o sulle figurine durante il viaggio. Quindi andiamo agli estremi, cioè sono delle apparizioni della storia da non dimenticare, nel bene e nel male. Ho fatto questo Giano fra Anita e Garibaldi, sia in piccolo che ingigantendolo, non a caso facendo questo monumento di cartapesta per questo concerto al San Carlo per creazione e direzione di Panni, no? Del maestro Panni. Quindi ho desiderato proprio questo ibridolone monumentale, non a caso di cartapesta. Ecco. Esiste anche un progetto variante, un bozzetto, una statuina, un piccolo ibridolo di ceramica su colonna tortile tricolore. Ritengo molto interessante che sia l'idea della patria che della religione viva l'integrità della propria origine stranamente, senza crearne dei combattimenti a perdere. Quindi mi sembra ovvio che l'Italia sia l'Europa e che viva il suo spirito patriottico nel senso di coerenza e di integrità e di armonia. Il Risorgimento ci ha lasciato l'Italia unita, ci ha lasciato uno Stato italiano che, nonostante tutte le traversie di essere passato attraverso diversi regimi politici, liberale, monarchico-democratico, monarchico-totalitario, repubblicano, prima repubblica, seconda repubblica, adesso non sappiamo se siamo all'inizio di una terza o di una quarta repubblica, nonostante sia passato attraverso 2 guerre mondiali fra le più atroci che l'umanità abbia mai vissuto e che gli italiani abbiano mai vissuto in tutta la loro storia, nonostante questo profondo squilibrio fra nord e sud che fin dall'unificazione ha gravato sulla società italiana, nonostante le profonde trasformazioni che sono avvenute tra il 1861 e il 1961, pensiamo che in solo 100 anni l'Italia, da paese arretrato, sottosviluppato, agricolo e analfabeta, diventa una delle grandi potenze industriali del mondo. E nel 1960 l'Italia riceverà anche il premio per la sua moneta forte e nel 1987 verrà esaltata anche per aver sorpassato l'Inghilterra come potenza economica. Quindi tutto ciò che è stato creato in Italia dal 1861 ad oggi è stato conseguenza dell'unificazione ed è ciò che ha prodotto il Risorgimento. Ma se guardiamo a quelli che erano gli ideali del Risorgimento, di una società unita in cui non ci fossero più gravi differenze fra gli italiani, in cui ci fosse un comune senso civico, in cui ci fosse un senso laico dello Stato, non antireligioso ma laico, e guardiamo a quella che è l'Italia di oggi, diciamo che vi è rimasto ben poco. Non credo che gli italiani di oggi possano riconoscersi in quelli che erano
i linguaggi del Risorgimento, ma è anche vero che forse gli italiani che hanno fatto l'unità d'Italia con gli ideali del Risorgimento ci potrebbero riconoscere come figli legittimi o nipoti legittimi. Abbiamo dal Risorgimento l'unità d'Italia, forse però dovremmo richiamarci non alla lettera ma allo spirito di quelli che erano gli ideali degli uomini che volevano il Risorgimento: Mazzini, Garibaldi, Cavour, Vittorio Emanuele II, Cattaneo, Gioberti. Fra di loro magari si odiavano a morte, non cantavano affatto la stessa canzone, ma avevano in comune due valori fondamentali: che la conquista dell'indipendenza era fondamentale per creare una società libera e la conquista dell'unità era una condizione necessaria per creare una società di eguali. Se ci rifacciamo a questi valori, possiamo dire allora che il Risorgimento deve essere ancora continuato. Gli artisti hanno saputo intuire, leggere, indagare e sperimentare il presente e il futuro dell'Italia unita, della sua cultura, della sua identità. Niente meglio dello sguardo dell'arte può aiutarci a capire un mito nato dalla storia, fatto di ideali, di verità, di menzogne, di illusioni, di disillusioni. Un mito che si trasforma ma non si perde. Il Risorgimento.